sicuramente però parlare di una ragazzina che ha appena compiuto 18 anni, che tu la attendi all'inizio del mattino, in questi tempi possiamo un pezzo struggente, un pezzo di una infinita tristezza, ma nello stesso tempo con un grande pathos. Un brano che ricorda una storia d'amore che è finita, ma che comunque ti fa pensare che questo legame non può essere completamente sciolto, rotto, non può essere completamente dilaniato. Because we have ended as lovers, se anche abbiamo finito di essere amanti, non per questo non dobbiamo noi rimanere almeno amici, e questo è un po' il tema di questa canzone. Un pezzo che alcuni scrivono, e vedete si trova questa definizione che fa caponella per signori Di Mari.